Aio, bene che ti conto. Alla chiesa di San Vincenzo Martire c'è la casa parrocchiale, ma non ci abita nessuno perché il sacerdote anche qui si divide tra tre parrocchie: Turri, Paoli Arbarei e Osramanna. Infatti adesso sta andando a Osramanna. Ma guardate che graziosa la chiesetta dedicata a Sant'Agostino, che si trova proprio a due passi dalla chiesa principale. Sant'Agostino ha una grandissima festa, viene festeggiato appunto il 28 di agosto, mentre il 29 è San Giovanni Battista. In tutto questo spazio antistante la chiesa, quindi tra la casa parrocchiale e la strada, c'erano tutti i mercatini durante la festa e pare fosse qualcosa di veramente bello e suggestivo. Vendevano tutto ciò che occorreva per i corredi. Nel paese di Paoli Arbarei c'è questo bellissimo murale enorme. Io incomincio a mostrarvelo, diciamo, dalla fine, che incontrate però proprio all'ingresso del paese, e che racconta della festa di Sant'Agostino che si teneva negli anni 30 e 40. Infatti potete notare che qui i colori ancora sono grigio-nero perché non è appunto ultimato, così mi hanno raccontato delle signore. Invece qui è proprio chiaroscuro con lo stendardo in rilievo, ve lo stavo mostrando. Anche queste sono scene della festa però che riguardano l'anno 50, l'anno che è nata mia mamma, e poi sempre l'anno 50, soltanto che qua si nota bene il cucchio del santo, intervallato da un portone che fa angolo con via Torino. Qui in questa parte della murale c'è il momento in cui si svolgeva il banchetto con l'uva e i fichi in rilievo colorati e poi chiaroscuro, e qua proprio la scritta con questa bellissima penna e il gonfalone di Paoli Arbarei. Rappresenta tra l'altro 3 fenicotteri d'argento che attraversano la campagna e 3 pecore d'oro, molto bello. E questo simbolo è incastonato nella penna del calamaio. Guardate che bella la penna rossa, il calamaio naturalmente nero, e poi tutte le persone festanti in abito tradizionale, ma stiamo già parlando dell'abito in cui c'era la gonna plissetta sì, il fazzoletto bianco, però non quelli super colorati che spesso si intendono, le persone che giocano a Samurra, tante campanelle, picchiolusu, delle signore che vendono le stoffe, i broccati tipici degli abiti tradizionali. Loro sono vestite con abiti tradizionali sì, ma ripeto, non quelli famosi in broccato, fazzoletto bianco, una lamantella, e poi per finire una bellissima fanciulla vicino a un asino e un cavallo, e un'altra signora che ha il cesto di un'altra, l'ultima praticamente, la prima, che sorride in maniera veramente dolcissima, guardando diciamo lo sguardo perso nel vuoto, come se fosse pensante. E invece dall'altra parte, perché questo murale è separato da un cancello, ci sono altre signore con ceste, bambini, c'è un bambino e il signore che vende i cestini e che li prepara, insomma sempre un mercato, la compravendita tra 2 signori vestiti in abito tradizionale di velluto, uno dai soldi e l'altro sta fornendo la pelle, almeno sembra avere della lana in mano, una signora con delle brocche in testa all'interno di un cesto, e infine il signore che vende i classici strumenti che utilizza il pastore per la raccolta del latte, secchi e contenitori, di cui io non vi so dire esattamente il nome, noi li chiamiamo semplicemente bidones di allauna, almeno io li chiamo così. E poi in fondo gli strumenti che utilizza sia il falegname che il muratore, martelli, chiodi, molto molto bello, venite a vederlo perché merita.